all'Aras per corruzione l'ex assessore comunale di Venezia Renato Boraso, ora ai domiciliari accusato di aver ricevuto tangenti per ottenere autorizzazioni urbanistiche. Firmato questa mattina in Regione l'accordo tra Università di Padova e Ulstre a Serenissima. Il corso di laurea in medicina e chirurgia si terrà all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Mestre Marghera è guerra a colpi di coltello tra nigeriani e tunisini per il controllo del territorio, al centro del contendere droga e soldi, violente le aggressioni dell'Epifania. Regionali Zaia sul terzo mandato non esclude sorprese della Corte Costituzionale e avvisa Fratelli d'Italia: l'elettorato va rispettato se la Lega dovesse correre da sola. I centristi di Azione pronti al dialogo. Lotteria Italia Dolo, uno dei primi 5 premi sorteggiati, 1 milione di euro. Caccia al fortunato o alla fortunata in Veneto, boom di biglietti venduti. Per il vice direttore degli albergatori veneziani Daniele Minotto, chi viene a trascorrere le proprie vacanze a Venezia può stare tranquillo, ma l'attenzione per garantire la sicurezza resta massima. Grande Epifania in piazza San Marco a Venezia con l'arrivo dei Re Magi e la Befana con la tradizionale regata in Canal Grande e la corsa di Malamocco tra dolci, vin brûlé e carbone. Buonasera, bentrovate, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di cominciare con le notizie vi proponiamo come di consueto il sondaggio di Ring, il cui esito andrà in onda proprio durante la puntata condotta oggi dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Il quesito che vi proponiamo è sulle regionali. Secondo voi la Lega deve correre da sola? Se siete d'accordo, digitare il numero in sovraimpressione di colore verde, al contrario quello rosso. Come sempre l'esito del sondaggio durante il corso della puntata di Ring a partire dalle 21, sempre su questa rete. E in apertura di telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli, il processo per corruzione all'ex assessore comunale di Venezia Renato Boraso, che inizierà il 27 marzo. Boraso oggi ai domiciliari, accusato di aver ricevuto tangenti per esercitare pressione sugli uffici comunali, ottenere autorizzazioni urbanistiche, agevolazioni negli appalti, favori a vantaggio di imprenditori, amici e compiacenti. La procura ritiene di avere prove inoppugnabili nei confronti di Boraso, difeso dall'avvocato Umberto Pauro, tanto da saltare l'udienza di rinvio a giudizio, fissando il processo per il 27 marzo. Insieme a lui finiranno davanti ai giudici anche 3 imprenditori indagati: Gislon, Brichese e Ormenese. Ed è stato firmato questa mattina in Regione l'accordo tra l'Università di Padova e l'Ulstre Serenissima per il nuovo corso di medicina. Dal prossimo settembre a Venezia partirà il corso di laurea esclusivamente in inglese di Medicine and Surgery, medicina e chirurgia dell'Università di Padova e si svolgerà all'ospedale Santi Giovanni e Paolo. L'annuncio a Palazzo Balbi con la firma di un protocollo d'intesa tra Regione, Università di Padova e Ulstre. Grande risultato, è uno dei 2 sogni che ho sempre avuto per medicina. Treviso che è conclusa, sono i 6 anni, quest'anno sono state le prime lauree, e dall'altro portare la facoltà di medicina e chirurgia tutta in inglese a Venezia, la realizzazione di un grande progetto. Vedrete che da qui potrà solo che crescere. Un grandissimo risultato, perché se pensate alla Repubblica Serenissima, che è stata la custode della scienza dell'Ateneo padovano, perché la sua laicità ha garantito che lì si facesse cultura anche quando c'era la Santa Inquisizione. Portare la facoltà di medicina da Padova a Venezia vuol dire che questa collaborazione, questa attenzione, questa complicità sta funzionando ancora. È tutto nell'interesse della gente, della popolazione e soprattutto della scienza. Si partirà con 100 studenti l'anno, molti dei quali internazionali, che aumenteranno fino a raggiungere il numero di 600 entro il 2030. Negli anni gli studenti internazionali alla nostra università in generale stanno crescendo sempre moltissimo. Attualmente abbiamo circa l'11% degli iscritti sono studenti internazionali, però sicuramente su Medicine and Surgery puntiamo ad avere un numero veramente cospicuo di studenti. 3 le aule destinate all'insegnamento, oltre alla disponibilità di biblioteca e laboratori. Ci saranno poi ambienti di supporto come la zona del Canale del Pianto. Gli studenti però dovranno anche affrontare la questione abitativa. A Santi Giovanni e Paolo c'è una foresteria
stiamo lavorando con degli appartamenti, però ci sono anche delle aree della città che sono interessanti e possono essere oggetto di una riqualificazione che ulteriormente porta valore aggiunto, tipo il Justinian, che sono in parte inutilizzati e potrebbero diventare delle aree di espansione sia per l'università che per gli studentati. Soddisfazione a riguardo anche da parte dell'amministrazione. Sentiamo dunque il commento dell'assessore Simone Venturini. Una bella notizia per due motivi: si consolida il progetto di Venezia Città Campus, una Venezia che si basa molto sull'università, sui giovani e sui talenti, e dall'altra parte si avrà la possibilità di reclutare in prospettiva più personale sanitario, più medici in un momento storico, in un territorio che ne ha forte bisogno. Quindi ecco due ottime notizie che vanno nel segno di una città sempre più universitaria e sempre più capace di parlare al mondo. Cambiamo argomento. Tra Mestre e Marghera continua la guerra a colpi di coltelli e violente aggressioni tra nigeriani e tunisini per il controllo del territorio. Sentiamo il servizio di Anna Maria Parisi. È una Mestre Marghera violenta, quella che si risveglia nel sangue del fine settimana appena trascorso, con la raffica di aggressioni e accoltellamenti tra bande di nordafricani. Al centro del contendere lo spaccio di droga e la spartizione del territorio. Domenica a Marghera, alle prime luci dell'alba, le impressionanti tracce ematiche della violenta aggressione lungo la strada vicino al cimitero, scoperte dai passanti. Si è rischiato un bagno di sangue con almeno 2 se non più feriti, così dalle telecamere di videosorveglianza, perché nessuno tra loro risulta si sia recato in ospedale per chiedere aiuto. Ancora ricoverato all'Angelo, invece, dopo il delicatissimo intervento, l'aggredito poco prima a Mestre nella notte tra sabato e domenica, tra le vie Vespucci e la rotonda Tina Anselmi, parallela del quartiere Pertini. Ed è stato ritrovato qui, riverso a terra, agonizzante, in una pozza di sangue, il 24enne tunisino accoltellato in diverse parti del corpo per un regolamento di conti. Pare tutto sia iniziato all'interno di questa casa abbandonata a Marghera, sempre nei paraggi del cimitero, casa diroccata, come si evince dalle immagini di Marghera 2.0, in apparenza in disuso, ma nella realtà molto frequentata, così da fonti investigative, nascondiglio e rifugio di sbandati spacciatori e tossicodipendenti che la utilizzano come base per spaccio e consumo di droghe. Colto da infarto mentre viaggiava in A4 tra Cessalto e San Donà di Piave con la famiglia, è morto a 20 anni Luca Parodi. Luca aveva una maniera del tutto particolare di vivere il basking, la vita e il gruppo, una maniera molto simpatica, divertente e giocosa. La sua battuta, il suo motto, oserei dire, che usava spesso con noi, anche con gli altri gruppi di cui faceva parte, che bello essere qui. Questo esemplifica un po' la sua maniera di vivere e quello che poi ci ha donato e che ci resterà. La comunità del basking e della Trieste sportiva tutta è in lutto per la morte di Luca Parodi, 20enne triestino colto da un infarto mentre viaggiava in macchina sull'autostrada 4 con mamma, papà e il fratello di 17 anni. A ricordarlo con affetto, mettendo in luce la positività d'animo del ragazzo nonostante gli ostacoli che la vita gli aveva messo di fronte, è Giulio Pituzzi, responsabile della compagine triestina del Bazinga Baskin, la disciplina cestistica che vede giocatori normodotati e con disabilità giocare assieme. Uno sport e una comunità in cui il giovane aveva trovato soddisfazione e una grande comunità di amici e divertimento. La tragedia si è consumata nel tratto di strada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste, dove la famiglia stava rientrando. Luca si è sentito male e il padre si è fermato subito lungo la corsia d'emergenza allertando i soccorsi. Il ventenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, ma è morto poco dopo il ricovero. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Per la famiglia e i tanti che hanno condiviso momenti di gioia con lui, un dolore profondo e indefinibile a parole. È del tutto inaspettata e non possiamo far altro che abbracciare caldamente tutta la famiglia, gli amici, tutti quelli che l'hanno conosciuto e che l'hanno apprezzato
in questi anni. La politica ora, elezioni regionali. Zaia sul terzo mandato non esclude sorprese dalla Corte Costituzionale e avvisa Fratelli d'Italia all'elettorato, dice va rispettato. Se la Lega dovesse correre da sola, i centristi di Azione pronti al dialogo. Servizio di Lina Paronetto. Ci deve essere sempre, come si può dire, una forma di consenso popolare preventivo. Cioè se venisse qua qualcuno a imporci un candidato che magari non è neanche, come si può dire, particolarmente gradito, è inevitabile che i veneti dicano cosa sta succedendo. Le aspettative di leadership in Veneto, prima di Forza Italia, ora di Fratelli d'Italia, sono legittime, ma quella di presidente di regione è una carica elettiva ed è bene ricordarlo. Suona come un avviso agli alleati la replica di Luca Zaia al ministro Luca Ciriani, che senza giri di parole ha sostenuto che spetta al partito di Giorgia Meloni, il candidato governatore in Veneto, bocciando terzo mandato e rinvio delle elezioni alla primavera del 2026. È ovvio che il candidato dovrà uscire da una decisione, dal tavolo della politica, quello che sarà, però un minimo di precondivisione con il popolo veneto ci vuole, perché i veneti non sono mai stati abituati a farsi calare dall'alto i candidati e quindi penso che questo sia fondamentale, avere quantomeno un minimo di rispetto anche nei confronti della popolazione, che è doveroso come rispetto. Medesimo concetto, ma espresso con toni molto più spicci dal capogruppo di Lega e Lista Zaia in regione, Alberto Villanova. C'è ancora a Roma chi crede di fare del Veneto terra di conquista. Voglio rassicurarli, il Veneto non sarà mai terra di conquista. La Lega vuole un proprio candidato presidente, ma non abbandona l'idea che sia Zaia a ripresentarsi, sebbene giovedì nel primo Consiglio dei Ministri dell'anno all'ordine del giorno del governo ci sia l'impugnazione della legge regionale con cui la Campania autorizza il terzo mandato per Vincenzo De Luca, atto che per Zaia non sarebbe comunque definitivo. Penso che non sia una pietra tombale, perché se il governo impugna, ed è legittimamente da comprendere se impugna, noi dovremo capire la Corte Costituzionale cosa dice. Magari la Corte Costituzionale apre un vaso di Pandora sul tema del blocco dei mandati, sulla costituzionalità o meno. Però detto questo, io non è che perdo sonni. Correre da soli potrebbe d'altro canto essere molto rischioso per la Lega, anche con un candidato forte come il sindaco di Treviso, Mario Conte. Il Carroccio potrebbe cercare sostegno al di fuori della coalizione di centrodestra. Nicolò Rocco, presidente regionale di Azione, fa sapere che il partito di Carlo Calenda sarebbe pronto al dialogo. Noi siamo assolutamente una forza con cui dialogare, ma ovviamente in questo momento non ci inseriamo nelle diatribe di altre coalizioni. Stimiamo assolutamente Mario Conte, come abbiamo lavorato in alcune città siamo col centro-sinistra, come in alcune regioni siamo col centro-destra, per cui noi teniamo aperte tutte le strade, ma la nostra stella polare sarà assolutamente il programma. Lotteria Italia Dolo, vinto 1 milione di euro. Qui è stato venduto il biglietto che ha vinto 1 milione di euro. Sì, l'ho sentito dire. Dove l'hanno venduto? Dove? Qui, questa stazione. Ah, bene, tanti auguri a tutti. Complimenti per chi l'ha vinto, speriamo che sia uno che ne ha bisogno e che gli faccia fortuna. C'è anche il Veneto tra i primi premi dell'estrazione della Lotteria Italia, con un fortunato o una fortunata che all'autogrill di Arino di Dolo, lungo l'autostrada A4 Venezia-Milano, ha vinto 1 milione di euro, quinto premio della classifica. Non è lei il vincitore, fortunatissimo? No, grazie. Magari. Tra i dipendenti dell'autogrill si vocifera il milionario o la milionaria sia di fuori provincia, se non di fuori regione, e che il biglietto vincente sia stato venduto proprio a ridosso del Capodanno. Se lei vincesse 1 milione di euro, cosa ne farebbe? Non lavorerei più. La prima cosa che farei. Sempre in vacanza, 365 giorni all'anno. Io lo metterei insieme a quell'altro che ho. E cosa ne fa? Li tiene da parte? Tengo da parte, vado in giro, faccio dei viaggi con mia moglie, da solo, e così mi diverto, che devo fare? Viaggerei, spenderei in viaggi e cose del genere. Tante di quelle cose, penso proprio tante cose più bisognose magari, che mi farebbe piacere farle. Prima la famiglia, i figli, aiuterei anche le persone, farei beneficenza, dai. In totale in Veneto sono stati venduti 524.000 biglietti, ovvero il 24,3% in più dell'anno scorso. Belluno è la città che ha registrato il maggior aumento di percentuale di italiani venduti, mentre la provincia con il numero più alto totale di biglietti acquistati è Verona, con oltre 165.000.
L'hai comprato te il biglietto della lotteria? No, mi dispiace, non l'ho comprato. Va bene anche l'affitto. Non l'hai comprato te? Bene. Senz'altro che sia uno che ha bisogno. No, non ho avuto tempo e perché non l'ho nemmeno trovato. Accidenti, perché sennò l'avrebbe preso. Sì, anche 2 magari. Ma lei l'ha comprato il biglietto della Lotteria Italia? No, purtroppo mi sono perso questa occasione. Ma la prossima volta lo prenderò. Sicurezza, il turismo a Venezia non ha subito conseguenze, ma l'attenzione per garantirla resta massima. Ad oggi non ci sentiamo di dire che la questione sicurezza danneggi quello che è quelli che sono i potenziali ospiti in città. Ovviamente non lascia un buon ricordo per chi vive l'esempio, il fatto criminoso, e quindi di conseguenza una recensione sulla città che ovviamente crea un pochino più di allarmismo, però non deve essere eccessivo. Secondo il vice direttore degli albergatori veneziani, chi viene a trascorrere le proprie vacanze in città può dunque stare tranquillo e sentirsi sicuro. Fortunatamente vediamo visti comunque come una meta sicura. È ovvio che la cosa brutta è il ritorno di immagine nel momento in cui soggiorna nelle strutture, magari nell'area vicino alla stazione di Mestre, dove ci sono degli episodi che sono sicuramente non belli e che danneggiano l'immagine, però da un punto di vista della sicurezza la città è comunque percepita come una società sicura, una città dove si può venire tranquillamente, dove il rischio più grosso, in modo particolare nella città antica, riguarda più episodi di microcriminalità, ma che sono i borseggi, che comunque sono in tutte le città del mondo. Ma l'attenzione per cercare di garantire la sicurezza resta massima, anche grazie alla collaborazione costante con le forze dell'ordine. Cerchiamo di ovviamente dare un presidio per il territorio e segnalare anche quando i nostri albergatori vedono sul territorio degli elementi anche non all'interno dell'albergo. Abbiamo una collaborazione stretta sia con il comando della Polizia Municipale, la Questura e la Prefettura. Un evento che capita solo 2 volte all'anno. Nel giorno dell'Epifania, puntuali a mezzogiorno, dalla torre dell'orologio in piazza San Marco sono spuntati i Re Magi per il loro carosello. Migliaia di persone hanno atteso questo momento, che ricorre solo il 6 gennaio, nel giorno dell'Ascensione. Nel 1499, quando venne realizzata la torre, i 3 Re Magi e l'angelo con la tromba erano stati concepiti per uscire ad ogni ora, ma l'usura del meccanismo portarono a ridurre la frequenza della processione. E sono state tante le iniziative che hanno concluso queste festività nel veneziano, tra queste la tradizionale regata delle Befane e la corsa di Malamocco. Vediamo. A dispetto dell'Italia adorabile Befana, si è presentata ieri in grande forma davvero invidiabile a Venezia e nelle isole, sia i remi per l'attesissima regata sul Canal Grande e una gigantesca calza della Befana che è spuntata magicamente calata dal ponte di Rialto, che di corsa all'ultimo sprint nei 10 km di percorso al Lido di Venezia nella corsa di Malamocco. La parte del colore, grazie, detto il solista. Riccardo Romanelli ha conquistato la bandiera rossa del primato dopo un bel duello. Al Lido invece la 47esima edizione della Corsa della Befana di Malamocco, manifestazione fondata nel 1976 dall'Associazione Civica Malamocco e oggi organizzata dalla Venezia Triathlon. Al via si sono presentati 70 adulti e 60 bambini. Un buon augurio di corsa a tutti quanti, di divertimento. Come sarà suddivisa la gara? Ci saranno i bambini dove faranno delle piccole corse all'interno qui del centro di Malamocco e invece gli adulti faranno una corsa di circa 10 km che andrà fino alla spiaggia degli Alberoni e poi rientreranno attraversando la pineta, e per cui un bellissimo paesaggio, una bellissima corsa come ogni anno. La corsa maschile è stata vinta da Andrea De Stares, che ha preceduto Stefano Zennaro, quella femminile da Giorgia Bocchetto davanti a Silvia Cozzi. Festa anche per tanti bambini. Percorso sempre bellissimo, è una gara a cui tengo sempre a essere presente perché è un percorso misto, sabbia, pineta e poi anche una parte di diga. È giusto che l'abbia vinta io perché Befana vecchia è la Befana giusta, non è giusto fare Befana una giovane. Sono arrivata terza tra i maschi e prima tra le ragazze. Sono stata felice di questa giornata e anche del mio traguardo. Tantissime persone anche al tradizionale Panevin di Malamocco.
Circa 800 partecipanti nel pomeriggio dell'Epifania sono arrivati a Malamocco per non perdersi l'antico e attesissimo rito della tradizione del pane vin, organizzato per la 12ª edizione dall'Associazione Radiantistica Malamocco al Lido di Venezia. Le faville, il cui esito propiziatorio è stato interpretato dal Capitan Falco, in arte il comandante Ferruccio Falconi, hanno dato un esito abbastanza confortante e favorevole. Le faville hanno virato, anche se non proprio in modo così deciso, verso la fortuna, quindi gli auspici sono positivi. Grazie all'Associazione Radiantistica per tenere vive queste tradizioni che sono la tradizione dei nostri cittadini e concittadini, quindi un grazie a loro. L'appuntamento ha richiamato attorno al fuoco grandi, piccoli, nonni e bambini, confermandosi molto sentito. È arrivata anche la Befana per portare a tutti dolcetti e caramelle. Offerti oltre 40 kg di pincia, 6 kg di bagigi e biscotti, aranciata a volontà e 35 litri di vin brûlé. Sono stati premiati dai volontari della Radiantistica per il loro impegno per l'antico borgo e il territorio il fumettista Lele Vianello, allievo di Ugo Pratt, Giuseppe Giada, Angelo Gavanin e Andrea Memo. Considerata la festa che conclude tutte le festività natalizie, ormai è molto ben sentita dalla cittadinanza, abbiamo sempre molte persone. Verrà distribuito come da tradizione vin brûlé, bagigi, biscotti per i più piccoli, perché questa festa è dedicata proprio a loro per trasmettergli questa antica tradizione del nord Italia che non deve essere persa. E con questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.